La guerra del latte ci riporta indietro di quasi 20 anni, quando gli allevatori crearono dei veri e propri presidi, come quello di Vancimuglio nel Vicentino, per una protesta che rimanesse nella memoria collettiva. Stavolta gli iscritti di Coldiretti Veneto hanno portato le loro vacche a rischio estinzione, come sottolineano ironicamente, davanti ad un grosso centro di distribuzione commerciale a Mestre, terraferma veneziana. Chiedono maggiori tutele in tema di Made in Italy per scongiurare la chiusura delle 3.500 stalle nel territorio regionale, con conseguenze disastrose nell'ambito dell'occupazione, spiegando contestualmente ai cittadini come scegliere prodotti lattiero-caseari genuini e garantiti. Sotto accusa latte, yogurt e formaggi spacciati come italiani per mancanza di una normativa chiara a proposito della cosiddetta etichettatura, ma pure per l'utilizzo di materie prime decisamente scarse. Quando chiude una stalla, dicono gli allevatori, scompare una parte del territorio. La salvaguardia di tale patrimonio unisce tutti i produttori, riuniti contemporaneamente in alcune delle città più importanti d'Italia, tra cui Milano e Roma, per propagare la forza di una voce che chiede il sostegno di tutti per non perdere un patrimonio di tutti.